le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di lunedì 30 giugno. Prima però di dare uno sguardo ai giornali, la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani che si apre con una notizia luttuosa ancora una volta: barcone con 30 cadaveri, a bordo oltre 600 migranti. Un'altra tragedia nel canale di Sicilia, scrive l'agenzia ANSA. Ancora una tragedia nel canale di Sicilia, una trentina di migranti, il numero esatto non si conosce, sono morti forse per asfissia in un barcone che è stato soccorso in nottata da una nave della Marina Militare. Secondo quel che si è appreso, l'imbarcazione era carica di oltre 600 persone. Quando la nave Grecale l'ha raggiunta, per alcune decine di loro il numero delle vittime oscillerebbe fra 27 e 30, non c'era più niente da fare. Stipati in una parte angusta del barcone, sono morti molto probabilmente per asfissia. Proprio la posizione in cui si trovano i corpi, scrive ancora l'ANSA, ha impedito il loro immediato recupero. Solo un paio di cadaveri sono stati portati a bordo della nave militare che sta scortando il barcone verso il porto di Pozzallo, Ragusa, dove dovrebbe giungere stamani. Già soccorse 2 donne incinte. Quella che si è conclusa in una nottata tragicamente è stata un'altra giornata di soccorsi per gli uomini e le unità del dispositivo Mare Nostrum. Da venerdì, a parte l'intervento di stanotte, le navi della Marina Militare e della Guardia Costiera hanno soccorso 7 barconi con 1654 persone. Il primo intervento venerdì mattina è stato eseguito dalla nave Dattilo della Guardia Costiera. Così l'agenzia ANSA in apertura stamani. Ma vediamo gli argomenti di primo piano dei quotidiani di oggi. Ci sono 3 interviste ad altrettanti esponenti di governo in temi economici ed economico-sociali. Parte il Corriere della Sera con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Del Rio, che parla di un argomento che ci deve interessare subito, perché entra direttamente nelle nostre tasche, cioè la riduzione, il taglio del debito pubblico. Così possiamo tagliare il debito, dice Del Rio, fondo europeo con gli immobili dello Stato come garanzia. Poi naturalmente vediamo cosa propone esattamente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, mentre su Repubblica c'è l'intervista al ministro Poletti, il quale di nuovo torna a bussare a quattrino sotto un altro punto di vista. Manca 1 miliardo di euro per la cassa integrazione, ma non ci sarà la manovra correttiva, dice il ministro Poletti, cosa che invece non esclude, ed è la terza intervista alla Stampa, in questo caso di Torino, il vice ministro all'economia Morando. La manovra vedremo, è dura tagliare i 17 miliardi previsti da Letta, quindi 3 uomini di governo e 3 allarmi per il contribuente, perché tutti e 3 mettono in primo piano la questione del recuperare il quattrino, tanto per cambiare. A centro pagina invece sul Corriere della Sera il caso del delitto di Chiara Poggi, che sembra riaprirsi, secondo quel che racconta Giusy Fasano in prima pagina. Bici e pedali scambiati, un'altra ombra nel delitto di Garlasco. 2 biciclette, una nera da donna, che una testimone vede davanti alla villetta del delitto, una Bordeaux che su un pedale ha le tracce biologiche della vittima. Il colpo di scena dopo 7 anni di indagini e processi. Stiamo parlando, scrive il Corriere della Sera in prima pagina, dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco e delle 2 biciclette di Alberto Stasi, suo fidanzato e unico accusato per il delitto, dopo 2 assoluzioni in primo e secondo grado. Peraltro, la domanda a questo punto è: perché mai i pedali della bicicletta più preziosa sono stati montati sull'altra? In una memoria che l'avvocato della famiglia Poggi ha depositato alla Corte d'Appello, dove è in corso il nuovo processo contro Stasi, dopo 2 assoluzioni e la sentenza della Cassazione che ha ordinato di riaprire il caso, tutta questa faccenda dei pedali viene riassunta con una sola spiegazione: sono stati invertiti. Poi vediamo meglio anche l'articolo relativo alla questione della Corte d'Appello, appunto, e delle nuove considerazioni fatte dalla difesa di Chiara Poggi, la vittima. Mentre sempre in primo piano il Corriere della Sera si occupa del libro dell'ex presidente della Repubblica Federale Tedesca Wulff. Il caso Wulff mette alla prova la Germania, anche se poi il Corriere racconta che il libro è sì in testa alle classifiche di vendita
ma non ha suscitato dibattito più di tanto. In ogni caso, l'ex presidente della Repubblica Federale Tedesca, costretto a lasciare sotto una raffica di accuse e poi prosciolto in tribunale, si racconta: il Kennedy tedesco, come lo chiamavano, è oggi un uomo solo, ha perso il posto, la moglie di 15 anni più giovane, e ora attacca l'alleanza tra giudici e mezzi di comunicazione che di fatto lo condannò prima della sentenza, che invece poi lo assolse. Infine, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera: sono i figli nostri, non ci arrendiamo, uno scambio di embrioni, un altro. A Roma i genitori biologici dicono il parto è vicino, l'altra coppia sfugge. Ci hanno fatti sedere, ci hanno detto spiacenti, c'è stato un errore, i vostri embrioni sono stati dati a un'altra coppia, arrivederci e grazie. Parlano al Corriere della Sera i genitori biologici dei due gemelli che ora stanno crescendo nel grembo della donna sbagliata per uno scambio all'ospedale Pertini di Roma, annunciano battaglia legale. L'articolo di fondo invece, a firma di Giovanni Belardelli, gli abusivi della cattedra, scuola e tribunali amministrativi, si occupa di una recente sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha annullato la bocciatura di uno studente di un liceo classico di Roma che aveva riportato pesanti insufficienze, 3 in matematica, 4 in fisica, 3 in storia dell'arte. Il TAR ha detto che gli insegnanti non hanno adeguatamente valutato la preparazione complessiva dello studente, all'interno della quale un 3 in matematica, un 4 in fisica, lasciando perdere il 3 in storia dell'arte, sarebbero meno gravi perché si trattava di un liceo classico. E da qui parte il commento che poi vedremo di Giovanni Belardelli. Questi gli argomenti di prima pagina del Corriere della Sera. Rimanendo alle prime pagine c'è da segnalare, dicevamo, anche l'intervista al ministro Poletti, alla quale arriviamo subito, dopo aver dato un'occhiata anche al primo piano del quotidiano nazionale, Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino, che si occupa di un altro tema del giorno: l'obbligo di bancomat o comunque di POS, bancomat carta di credito, per i pagamenti sopra i 30 euro in nome della lotta all'evasione, ma non c'è la multa per chi sgarra. Da oggi a chi lo chiede si dovrà permettere il pagamento elettronico. Potrà sempre esigere il cliente il pagamento elettronico sopra i 30 euro, ma non potrà denunciare chi è sprovvisto dello strumento, il POS, per i pagamenti elettronici, né rifiutarsi di pagare in contanti. Cosa cambia per chi vende? Non è un obbligo giuridico, ma un onere. Devono installare il POS tutte le categorie professionali, dall'idraulico al notaio. In teoria dove vai se il POS non ce l'hai? In pratica è la classica riforma all'italiana: l'obbligo c'è, la sanzione no. Però qualcuno dice arriverà in seconda battuta. In sostanza, per il momento, se non rispetti l'obbligo non rischi nulla. Da questa mattina tutti i negozi, compresi bar, ristoranti, artigiani, cioè idraulici, falegnami, eccetera, anche quelli che si recano a casa del cliente e che dovrebbero essere dotati di POS portatili, ma anche i professionisti, commercialisti, avvocati, notai, dentisti, sono obbligati ad accettare dal cliente il pagamento tramite bancomat, carta di credito, eccetera, se il conto supera i 30 euro. La norma originale prevedeva l'obbligo del POS solo per aziende con fatturato annuo superiore ai 200.000 euro. Lo slittamento della decorrenza, perché sarebbe dovuto entrare in vigore lo scorso gennaio la norma, ha cancellato anche il riferimento al fatturato. Quindi da oggi tutti dovrebbero avere il POS, cioè la macchinetta che permette di pagare con bancomat o carta di credito. Se qualche negozio o professionista o benzinaio la macchinetta non ce l'ha e diventa impossibile pagare con bancomat o carta, cosa accade? Semplicemente nulla, perché la legge si è dimenticata di imporre qualsiasi tipo di multa o sanzione per ora. Professionisti e negozianti in rivolta parlano di una batosta da 5 miliardi per dotarsi dello strumentino, il POS. I consumatori, solito pasticcio. Questo è il primo piano del quotidiano nazionale. Mentre la Repubblica, dicevamo, apre con un'intervista di Roberto Mania al ministro Poletti. Cassa integrazione, manca 1 miliardo, ma non ci sarà la manovra correttiva, dice il ministro del lavoro, capo delle cooperative rosse. A rischio 50.000 lavoratori. Mentre al Senato prende il via la battaglia in commissione. Non c'è alcuna manovra correttiva all'orizzonte, dice il ministro del lavoro Poletti. Renzi e Padoan hanno detto che non sono previsti nuovi interventi per il 2014. Per me è risolutivo, dice Poletti, ma intanto rispunta l'emergenza cassa integrazione. Come riconosce lo stesso Poletti, manca all'appello
1 miliardo di euro per rifinanziare la cassa integrazione in deroga. L'allarme coinvolge 50.000 lavoratori. Il governo non è ancora riuscito a fronteggiarlo, questo allarme. Per quanto concerne invece i magnifici risultati ottenuti da Renzi in Europa, c'è il commento dell'economista Tito Boeri, animatore anche del sito lavoce.info, ma quella flessibilità è molto rigida. È una flessibilità molto rigida, scrive Boeri, quella che ci è stata concessa dal vertice europeo, quantificabile in circa 2-3 miliardi in più a disposizione nel 2015 e in un processo di riduzione del debito pubblico più lento negli anni successivi, ma a condizione di attuare riforme importanti del lavoro, della pubblica amministrazione e dell'istruzione. Per fortuna le prime due riforme sono nell'agenda del governo Renzi, sebbene molto lontane dal traguardo. Speriamo che negli accordi presi a Bruxelles ci sia di più di quanto scritto nei comunicati ufficiali, scrive Boeri, perché l'Europa, non solo l'Italia, ha bisogno di politiche espansive della Germania, di programmi infrastrutturali da finanziare in comune e di un accordo per lasciar svalutare l'euro. In ogni caso, invece di cantar vittoria, scrive Tito Boeri, il governo italiano farebbe bene a usare la condizionalità di Bruxelles per completare entro l'anno almeno una delle riforme in programma, rendendola operativa con i decreti attuativi. Il testo sottoscritto dai capi di governo dell'Unione Europea si limita a ribadire che c'è già abbastanza flessibilità nel patto di stabilità e crescita e conferma che non possiamo spostare al 2016 l'obiettivo del bilancio strutturale in pareggio. Il messaggio è chiaro. I vincoli che ci impone l'Europa sono già flessibili perché fissano obiettivi di finanza pubblica che tengono conto della congiuntura, dunque meno restrittivi quando l'economia va male, più stringenti quando l'economia tira. Quel che conta è il bilancio strutturale al netto delle misure una tantum. Il problema, osserva Boeri, è che non è facile stabilire quanto del deficit pubblico è dovuto a fattori ciclici e quanto è strutturale. È una stima che ha margini di errore, è una stima arbitraria. Quella del governo italiano, che ha previsioni più ottimistiche di quelle della Commissione europea, ci consente uno 0,1% di PIL in più di deficit di quella della Commissione. Possiamo sperare che la Commissione allinei le sue stime a quelle del governo. In ogni caso, la flessibilità concessa dall'Europa è molto rigida, per dire, nella sostanza è il nulla. A prima pagina ancora su Repubblica l'intervista di Fabio Tonacci, che poi leggeremo per esteso, al pubblico ministero Carlo Nordio, titolare delle indagini con gli altri sostituti sul Mose di Venezia, politici avidi, Mose peggio di Tangentopoli, un sindaco costretto a dimettersi, un deputato ex ministro che chiede alla Camera di risparmiargli il carcere, 34 arresti confermati, qualche confessione, molte polemiche. E l'indagine non è finita qui, dice il procuratore di Venezia Nordio. Repubblica mette poi in prima pagina anche Berlusconi, che cambia idea sui diritti civili da assicurare ai gay. Diavolo di una Francesca Pascale, scrive Alessandra Longo, a pochi giorni dal Gay Pride, a poche ore dall'iscrizione sua e di Vittorio Feltri all'Arci Gay, ecco che Silvio Berlusconi segue a ruota la fidanzata e diventa appassionato paladino dei diversamente tutelati. Un'apertura mai così netta, quella di Berlusconi pro diritti civili ai gay, mentre la Stampa di Torino apre la sua prima pagina con i pagamenti elettronici di cui abbiamo detto prima, la rivolta degli autonomi, da oggi il POS obbligatorio, lo strumento per far pagare, per consentire ai clienti di pagare con carta di credito o bancomat, ci costa 5 miliardi, dicono gli esercenti. Il sottosegretario, uno a caso, dice senza multe è una legge inutile. Poi c'è l'intervista di cui abbiamo detto al vice ministro dell'economia Enrico Morando, piemontese. È dura tagliare i 17 miliardi previsti da Letta. La manovra correttiva, cioè cittadino paga per un'ulteriore correzione di finanza pubblica? Vedremo, dice il vice ministro dell'economia. L'obiettivo del governo è triennale, avanti con le riforme, eccetera. E poi ancora in prima pagina sulla Stampa
un dato fornito dalla Coldiretti: in Italia il mare è più caro del Mediterraneo, alberghi e ristoranti italiani costano il 10% in più rispetto alla media europea, mentre Paolo Mastrolilli da New York colloquia con l'ex capostazione della CIA statunitense a Roma, Jack Devine, che rivela nel suo nuovo libro Good Hunting che senza la CIA statunitense il Partito Comunista, nel quale i sovietici avevano enormi interessi, avrebbe sicuramente vinto le elezioni del 1948. Dopo quel voto, i finanziamenti e gli aiuti dei servizi segreti americani ai gruppi democratici, tra virgolette, proseguirono ancora per diversi anni. La stessa operazione Gladio fu creata dalla Company per far capire che gli Stati Uniti erano seri nel sostenere l'Italia e darle i mezzi per difendersi, scrive La Stampa in prima pagina. Il servizio a pagina 13, Italia 1948, fu la CIA a fermare il PC, dice l'ex capostazione a Roma della CIA Jack Devine, che svela come l'agenzia ha cambiato la storia d'Italia, scrive La Stampa nel sommario a pagina 13. Dalla Stampa al Giornale: mangia soldi di Stato, i nuovi esattori sono gli 8 componenti del consiglio di amministrazione della RAI che pretendono il canone farsa e da oggi post obbligatorio per gli artigiani, ennesima stangata. Ecco chi sono gli 8 esattori di Stato che vogliono il canone farsa, titola il Giornale a pagina 3, riprendendo il titolo d'apertura in prima pagina. Il pezzo è di Paolo Bracalini. Sono i consiglieri di amministrazione della RAI che difendono l'obolo da 407 erotti euro chiesto ad artigiani, partite IVA e imprenditori. L'evasione è troppo alta, ha detto la consigliera Luisa Todini, che peraltro è stata europarlamentare di Forza Italia, e l'azienda perde 500 milioni di euro, dice Luisa Todini. È un tributo speciale quello dei 407 euro chiesti ad artigiani e imprenditori. La TV punta a recuperare almeno 100 milioni di euro con i bollettini. La legge dice che c'è il canone ordinario, ma anche il canone speciale, e la RAI sta soltanto applicando la legge. È la risposta dei consiglieri di amministrazione, quelli che rispondono, di fronte alle polemiche sui 407 euro chiesti ad artigiani e imprenditori. La TV pubblica, colpita dal taglio di 150 milioni di euro deciso dal governo Renzi, è a caccia di nuove fonti di ricavo. Benedetta Tobagi, in quota PD, è entrata nel consiglio di amministrazione nel 2012. Gherardo Colombo, l'ex magistrato del Pullman Pulite, anche lui in quota sinistra. Rodolfo De Laurentiis è nel CDA della RAI dal 2009 per l'UDC. Antonio Verro, ex senatore PDL, in quota centrodestra. Marco Pinto, che rappresenta il Ministero del Tesoro nel CDA della RAI. Antonio Pilati, ex membro dell'Autorità per le Comunicazioni, in quota centrodestra, adesso convertitosi a Renzi. Luisa Todini, presidente di Poste Italiane e consigliera di amministrazione RAI, anch'essa di Forza Italia originariamente. Guglielmo Rositani, consigliere anziano del Consiglio di amministrazione della RAI. Lui veniva da Alleanza Nazionale. C'è una maggioranza perfino di centrodestra o di gente che arriva da lì, e tranne Pilati, che ha detto esplicitamente sono diventato renziano, gli altri dovrebbero ancora fare riferimento al PDL o quel che rimane, insomma, o giù di là, o Forza Italia, ecco, tutto quella roba lì, insomma. Eppure gli 8 esattori di Stato vogliono il canone farsa e la RAI si fa pagare anche per avere informazioni. Alla redazione de Il Giornale sono arrivate decine di lettere di lettori infuriati dopo aver ricevuto la lettera della RAI per il canone speciale, con la quale la RAI pretende più di 407 euro. Il commento su questa questione è del direttore Alessandro Sallusti. La questione del doppio canone RAI, uno per artigiani, commercianti e partite IVA da 407 euro, è illuminante dell'andazzo italiano. Milioni di italiani si sentono vittime di estorsione di Stato, ma non un partito alza un dito, nessuno ascolta la loro rabbia, non uno che provi a porre rimedio al problema. Parliamo di almeno 5 milioni di cittadini che sull'argomento sono rimasti senza rappresentanza politica. Tace il furbetto Renzi, che a parole promette basta tasse, basta burocrazia, nei fatti si guarda bene dal tutelare i contribuenti dagli esattori abusivi della RAI,
e tace, dispiace dirlo, Forza Italia, probabilmente timorosa di essere accusata di penalizzare la RAI a vantaggio di Mediaset. In generale tacciono tutti, perché la RAI, ancora prima che TV di Stato, è TV della politica, cosa loro. Se poi uno ci mette la faccia, rischia la ritorsione di non essere più invitato a Ballarò. Mi metto nei panni di uno dei 5 milioni di italiani costretti a pagare una nuova ingiusta tassa occulta. Che faccio alle prossime elezioni? Scrive Sallusti. Semplice, punisco chi mi ha gabbato o almeno non ha provato a difendermi come meritavo. Oppure risolvo a modo mio, vado a ingrossare le fila degli evasori fiscali, perché l'evasione non è solo figlia di furbizie e disonestà. Il più delle volte è un'inevitabile risposta a una tassa eccessiva o ingiusta, come è quella che la RAI vuole imporre a possessori di computer teoricamente in grado di connettersi con un canale TV. Così come è successo sulla casa, la doppia tassa sul canone è la prova che il governo Renzi, conclude Sallusti, fa il gioco delle tre tavolette, taglia gli sprechi ai comuni e alla RAI e poi permette che questi si rifacciano su di noi. Non c'è da stupirsi che il 50% degli italiani non vada a votare e un altro 20% scelga Grillo. Sicuramente non è la strada per risolvere i problemi, ma a volte vendicarsi può lenire il senso d'abbandono e di ingiustizia. Sempre poi dalla prima pagina del giornale, Anna Maria Bernardini De Pace, avvocata matrimonialista e da lungo tempo collaboratrice del giornale medesimo, si occupa del caso dell'Utri. Adriano Sofari, già leader di Lotta Continua, condannato a 22 anni per l'omicidio terroristico di Mario Calabresi, ha scritto per anni dal carcere per l'Unità, l'Espresso, il Foglio, Repubblica e Panorama. Non risulta che mai alcun comitato di redazione in giornali di destra o di sinistra abbia avuto di che lamentarsi, eppure le diverse aziende quasi certamente retribuivano Sofri. Invece il comitato di redazione del Corriere della Sera sta facendo una canea sgangherata perché la moglie di Dell'Utri, condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, ha acquistato una pagina del Corriere all'insaputa del reo per far arrivare al marito l'affetto e la solidarietà degli amici. Un gesto dolcissimo e di grande sensibilità, subito infangato dalla malafede altrui. Scrive Bernardini De Pace, guerra a De Bortoli su Dell'Utri, ma silenzio su Sofri giornalista. Il direttore del Corriere De Bortoli, messo in croce dall'ordine dei giornalisti per una pagina pubblicitaria, cioè acquistata, però il condannato per l'omicidio Calabresi ha scritto per anni senza che nessuno fiatasse. Nicola Porro, il vice direttore del giornale, nella sua zuppa di porro si occupa di una banca troppo grande per la galera. Oggi gli Stati Uniti puniranno la francese BNP Paribas con una multa da 9 miliardi di dollari, ma nessuno andrà in carcere. E sempre dalla prima pagina del giornale, Berlusconi che apre ai diritti gay, quella per i diritti civili degli omosessuali, ha detto Silvio Berlusconi, è una battaglia che in un paese davvero moderno e democratico dovrebbe essere un impegno di tutti, ha detto Berlusconi. A pensar male in termini di marketing, uno potrebbe dire che non gli è andata tanto bene coi cagnolini, bisogna trovare un nuovo segmento di mercato, ma è proprio un pensiero stupido, per carità. E soprattutto non c'è nessun accostamento fra le due categorie di marketing politico alle quali si rivolge ovviamente Berlusconi, è solo una questione di identificare un segmento, come si dice nel marketing, che possa portare un ritorno. Comunque, al di là del marketing e della sostanza, per carità, perché sarà un'autentica convinzione intima, c'è anche da segnalare in prima pagina la solita foto di Massimo Giuseppe Bossetti sul suo divano con il gatto nero e 2 cagnolini. Condannatelo ma non col gossip, è il titolo del pezzo di Vittorio Feltri sulle accuse al presunto killer di Yara Gambirasio. Massimo Giuseppe Bossetti è in carcere da 2 settimane, accusato niente meno che di aver ucciso Yara Gambirasio. La vicenda è nota, l'asso nella manica degli inquirenti, il famoso DNA. Davanti alla scienza, scrive Vittorio Feltri, chiunque tace. Come si fa a contestare ai camici bianchi la fondatezza dei loro referti? Nessuno osa mettere in dubbio gli esami di laboratorio, anche quando sono sballati. E peraltro,
deve essere nella facoltà, anzi diritto della difesa, poter rifare l'esperimento fatto in primo luogo. Sulla questione dei peli e dei capelli, se non c'è il bulbo pilifero, il DNA non lo estrai, c'è poco da fare. Anche questo è un atto di difesa. Partecipare all'esame di questi reperti è nel diritto della difesa. Nel momento in cui l'esame originario, quello del DNA sul corpo della vittima, non si può più rifare, la difesa può sempre dire: voi avete anche utilizzato 4, 5, 6, 7, 8 laboratori, ma avete prodotto una prova che è il frutto dell'attività dell'accusa, cioè di una delle parti del processo. La difesa ha il diritto di poter ripetere l'esperimento, anche per confermarlo, per carità. Però se io non ho la materia prima su cui farlo, come è sembrato di capire, poi stiamo parlando di cose che sono filtrate sui giornali, per cui possono essere smentite dopodomani, e chi lo sa, è tutta una cosa piuttosto oscura, diciamo. Però se così stanno le cose, la difesa ha il diritto-dovere di ripetere l'esperimento, perché da questo esperimento, capite, viene fuori una prova non da poco, evidentemente. Fossero anche 18 i laboratori che hanno per l'accusa lavorato, sono sempre il risultato del lavoro dell'accusa, con tutto il rispetto per i laboratori. Allora, il problema è che qui nessuno mette in dubbio gli esami di laboratorio, anche quando sono sballati, scrive Feltri. Questo è un problema. Poi ce ne sono altri. Noi, a differenza dei periti, siamo pieni di dubbi, non abbiamo certezze, rifiutiamo i dogmi, anche quelli che escono dalle provette. Facciamo fatica a credere in Dio, figuriamoci se crediamo ciecamente ai ricercatori, che sono uomini colti, ma uomini e non infallibili. In altri termini, abbiamo fiducia nella scienza e meno in chi la pratica, che ci assomiglia e sbaglia. Detto questo, per sottolineare che non esistono verità assolute, aggiungiamo qualche considerazione non sulle indagini in corso, quanto sulle indiscrezioni che emergono ogni giorno. Dato che il DNA non basta a inchiodare una persona alle sue eventuali responsabilità, i signori investigatori si affannano per trovare altri indizi di contorno allo scopo di provare la colpevolezza del Bossetti, muratore improprio, marito senza macchia, padre affettuoso di 3 figli, sul conto del quale cosa è stato trovato di decisivo? Nulla, ma solo un monte di pettegolezzi insignificanti spacciati per importanti indicazioni per chi desideri sollevare sospetti sulla sua personalità. Altro che buon padre di famiglia, un orco travestito da agnello. Chi lo dice? Vox Populi. Stando ai si dice, ovvero a quanto raccolto sul conto del presunto assassino, questi avrebbe raccontato un sacco di balle. Quali? Banalità, insinuazioni, frescacce da brivido. Ricavo dalla lettura del Corriere della Sera e non dal Corriere della Serva le seguenti notizie da pattumiera. Udite, udite. Si è contraddetto, amava ballare e fare il brillante. E non è una frase pescata da un articolo cretino, è addirittura un titolo, scrive Vittorio Feltri. E non è finita, ecco il sommario, 2 righe. Le serate latinoamericane al disco pub e quelle bugie in apparenza inutili. Prosieguo. Prima e dopo la scomparsa di Iara frequentava la Toscanaccia, locale a pochi passi da casa di Iara. Ho copiato dal primo quotidiano italiano, pertanto le vaccate non sono mie, scrive Feltri. Capite, cari lettori, come si fa a identificare uno sporco omicida? Se uno frequenta talvolta un pub, deve essere tipo pericoloso, pedofilo con tendenze omicide. Se poi costui ama il ballo ed è brillante, allora diffidate, perché se avete in famiglia una adolescente rischiate di perderla, morta ammazzata da lui. Quanto alle incursioni di Bossetti alla trattoria Toscanaccia, attenzione, i clienti della citata trattoria sono potenziali criminali. Anch'io, che vi ho cenato spesso, essendo il locale di proprietà di Marco Falconi, titolare dell'omonima osteria di Ponte Ranica, dove la domenica sera mi reco spesso con moglie e amici, senza assistere tra una portata e l'altra a episodi di violenza carnale e a omicidi seriali. Ecco, scrive Vittorio Feltri, questi sarebbero alcuni dei gravi indizi a carico del povero disgraziato rinchiuso in carcere perché indicato quale probabile assassino di Iara. Ce ne sarebbero altri, egualmente inconsistenti e direi cretini. Il lavoratore edile ovviamente maneggiava calce. Nei polmoni della vittima tracce della suddetta polvere. Significa che è stato lui a farla morire.
Davvero? Non si considera che anche il padre della ragazza, geometra, trascorreva molto tempo nei cantieri, ambienti dove la calce non è estranea. Il cellulare di Bossetti la sera della scomparsa della fanciulla s'agganciò all'antenna di Brembate. Altro indizio consistente? Ma fatemi il piacere, il muratore di Mapello abita appunto a Mapello, a uno sputo da Brembate, e quando rincasava inevitabilmente passava nei pressi dell'abitazione di Iara. Non è vero, gridano gli investigatori, poteva percorrere una strada più breve. Come se non fosse pacifico che chiunque sceglie il tragitto meno trafficato e non il più breve. Marco Mendoni sul secolo XIX ha provato a fare le due strade e ha visto che quella più lunga chilometricamente era la più breve in termini di tempo alla fine, perché l'altra era più trafficata, specie nei giorni feriali. Quindi il signor Bossetti faceva la strada più lunga chilometricamente, più breve in termini di tempo perché c'era meno code, meno traffico per arrivare a casa. Non è tutto, scrive ancora Vittorio Feltri. Altro titolo del Corriere su Bossetti. Per qualcuno è un padre da oratorio, ma non tutti concordano. Cosa vuol dire? Si domanda Feltri. Se sei un fedelissimo cliente dell'oratorio sei un santo, altrimenti un porco? Continuo. Hanno interrogato la moglie dell'arrestato, le hanno domandato: signora, la sera in cui Iara si rese irreperibile, dov'era suo marito? A che ora è tornato a Mapello? Lei non ha saputo rispondere, nel senso che non ricordava. Interrogativo retorico. Chi di voi è in grado di rammentare come si comportò 3 anni e mezzo fa? Se a me chiedono in quale luogo mi trovassi mercoledì scorso, sarei in difficoltà a rammentarlo. Figuriamoci se la memoria è capace di trattenere le mie mosse di 3 anni e mezzo fa. Non c'è cristiano al mondo che annoti sul diario i particolari delle proprie azioni giornaliere. Per concludere, scrive Vittorio Feltri, vari organi di stampa hanno accennato a peli rintracciati sulla vittima, che sarebbero di Bossetti. Una fandonia, ma la campagna di sputtanamento dell'uomo nell'occhio del ciclone continua. Balla su balla ci si avvicina alla condanna, o meglio, alla creazione del clima fasullo eppure adatto a produrre una sentenza di condanna. Che orrore! Se Bossetti merita l'ergastolo bisogna esibire le prove certe della sua colpevolezza. Il gossip non basta, scrive Vittorio Feltri, che, va detto, una volta tanto, a differenza anche di Panorama settimanale berlusconiano mondadoriano, si occupa di persone comuni che finiscono nella macchina della giustizia, non di Berlusconi, del solito Berlusconi. Complimenti a Vittorio Feltri, perché almeno fa ragionare qualcuno, no? Fa ragionare chi lo legge. Ma andiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano del lunedì. Qui c'è la rubrica Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio, che si occupa di quanto pubblicato in settimana, a volte anche con esiti francamente comici. Per esempio, partiamo, questa è brutta, è una battutaccia pesante quella che fa Marco Travaglio, sulla scorta di quanto pubblicato dai giornali settimana scorsa. La Franzoni a casa, titolava Repubblica, lascia il carcere dopo 6 anni, l'abbraccio del paese, : i suoi figli avevano bisogno di lei. Battuta di Travaglio, quelli rimasti dopo il girone eliminatorio. Pesantella la battuta, mentre sempre dalla settimana scorsa il giornale ha pubblicato la seguente notizia: Mose, doccia fredda per Orsoni, il sindaco PD, ex sindaco PD di Venezia. Il GUP rifiuta il patteggiamento. La replica di Orsoni: ora potrò difendermi, commenta Travaglio, dal reato che ha confessato. E poi ancora dal Corriere della Sera del 27 giugno, siamo lì per cambiare verso all'Europa e non certo per farci dettare l'agenda dalla Germania, ha detto Simona Bonafè, eurodeputata del PD al Corriere della Sera. Commenta Travaglio, anche perché la Merkel manco te la fa vedere l'agenda. Sempre poi dal Corriere della Sera, ma del 24 giugno, convivere è peggio che uccidere, la frase shock del parroco di Cameri. E commenta Travaglio, ma una cosa non esclude l'altra, anzi. E ancora un paio di citazioni dal Corriere della Sera del 26 giugno, la nuova Rai riparte da Carrà e punta sull'estero di Benigni, mentre invece quella vecchia, si domanda Travaglio. E poi il ministro dell'economia, Piercarlo Padoan, con l'accento sulla prima A rigorosamente perché non è veneto,
ministro e non ha origini venete, come il suo cognome chiaramente smentisce. Uno che si chiama Padoan non è veneto di origine, è romano e si chiama Padoan con l'accento sulla prima A. Padoan è un cognome venetissimo ovviamente, però non si può dire, perché il ministro è romano e si fa chiamare Padoan con l'accento sulla prima A. A parte gli accenti, Padoan ha messo l'accento, giusto appunto, su una questione. È urgente ridurre la pressione fiscale perché è troppo alta e ostacola la ripresa, ha detto il ministro dell'economia Padoan. Domanda Travaglio. Ora ne parla con qualcuno di governo? Infine ce n'è per Luigi Manconi, deputato senatore, marito di Bianca Berlinguer e già capo del servizio d'ordine di lotta continua. Lo sguardo torvo e sordido di Marco Travaglio, ha scritto Luigi Manconi sul Foglio del 27 giugno. Lo sguardo torvo e sordido di Marco Travaglio. Non mi sento un Travaglio collocato in una posizione culturale lontana e opposta alla sua. Preferisco fare un passo di lato, spostarmi di qualche metro, trovare ristoro in un angolo. Mi è totalmente estraneo l'universo concentrazionario e coercitivo di Marco Travaglio e la sua concezione reazionaria e regressiva della società, paranoicamente presentata come un'Italia a delinquere. Mi conforta in questa lettura, ha scritto Luigi Manconi sul Foglio di Giuliano Ferrara, il fatto che, come era prevedibile, Travaglio ha ricevuto l'agognato riconoscimento dai suoi arcinemici Berlusconi e Daniela Santanchè, che hanno detto che è il più bravo giornalista italiano. Così Manconi sul Foglio. Commenta Travaglio, l'ex capo del servizio d'ordine di lotta continua, che come posizione culturale espresse gli assassini del commissario Luigi Calabresi, è anche molto confortato, come era prevedibile, dal fatto di collaborare stabilmente con il Foglio della famiglia Berlusconi, che ogni mese gli bonifica finalmente l'agognata paghetta. Sempre sul Fatto Quotidiano del lunedì, poi, a pagina 3, l'articolo di Marco Politi sullo IOR, la Banca Vaticana, che dice bugie a Papa Francesco su conti e affari, in modo tale che è stato rinviato, uno strano rinvio, il bilancio della Banca Vaticana, scrive Politi. Mentre a pagina 8 del Fatto Quotidiano e a pagina 9 c'è l'inchiesta di Andrea Valdambrini su Strasburgo, il Parlamento europeo, piatto ricco, micificco. Al di là della democrazia, 500 milioni di stipendi ai deputati, 60 ai gruppi, 25 ai partiti e poi gli istituti culturali e altre spese. L'Europarlamento è una gallina dalle uova d'oro. Pensione sicura, stipendio da 14.000 euro, scrive anche Salvatore Cannavò, la dolce vita dell'eurodeputato. Viva il vitalizio! A 63 anni scatta l'assegno, ma viene garantita anche una ricca liquidazione per avviare nuove attività professionali. Un altro articolo invece si occupa delle fondazioni. Dietro la fondazione Il Politico, think tank li chiamano, pensatoi, circa 14 milioni di euro all'anno agli istituti dei leader politici, da destra a sinistra, più soldi per tutti. Si parte da Massimo D'Alema, la Fondazione Italiani Europei, ma c'è anche una Fondazione Culturale Europea, la FEPS, emanazione del Partito del Socialismo Europeo, il PSE, presieduta da Massimo D'Alema. Entrate 3 milioni di euro all'anno. D'Alema ne è il presidente fin dalle origini, nel 2008. Sempre poi dalle prime pagine di oggi vediamo anche l'Unità. L'Unità si occupa di Renzi e del suo programma per il semestre di presidenza di turno dell'Unione Europea. Così cambierà l'Europa. Virgolettato che apre la prima pagina dell'Unità. Renzi prepara il programma. Priorità: investimenti, immigrazione, democrazia e più poteri al Parlamento europeo. Con il corredo dell'intervista, niente meno che al presidente ad interim del Parlamento europeo, in attesa che martedì Strasburgo elegga il socialista Martin Schulz. Trattasi, il presidente ad interim, niente meno che di Gianni Pittella, eurodeputato del PD. Aperto uno spiraglio, allarghiamolo, dai principi si passi a scelte concrete. Va allargato lo spiraglio che si è aperto, è il messaggio
che lancia Pittella e subito ci richiama a una serie di metafore che il tacere è bello, come diceva il padre della lingua italiana, il sommo poeta. A pagina 4 invece abbiamo il punto sulle riforme, si comincia a votare, ultimo nodo, l'elezione del Presidente della Repubblica, niente meno, 30 senatori del PD dicono che va modificata la platea dei grandi elettori per il Quirinale, altrimenti c'è un rischio plebiscitario, che è un'osservazione fondata, perché un partito che ha un premio di maggioranza enorme poi comanda tutto e comanda anche l'elezione del Presidente della Repubblica. C'è un rischio plebiscitario. La replica del sottosegretario Scalfarotto: valuteremo, ma gli allarmi sono infondati. La nuova fronda del PD guidata dai bersaniani Gotor e Migliavacca, che si sommano a Chiti e a quelli che erano con Chiti. Resta alta la tensione dentro Forza Italia, scrive l'Unità, che poi dà conto di Napolitano e dei suoi 89 anni. Renzi lo ha definito una guida lungimirante. La guida in latino si dice dux, effettivamente. Al capo dello Stato gli auguri di tutti i principali leader politici per il suo compleanno. E sempre dall'Unità di oggi va segnalata anche l'intervista, a pagina 7, al fondatore del metodo Stamina, Davide Vannoni. Ecco la mia verità: fare soldi non è un male, dice Vannoni, si era capito peraltro. Parla l'inventore del metodo bocciato da scienziati e giudici. Il PM Guariniello è prevenuto, dice Vannoni, ma per far crescere il progetto servono fondi. Faccio pagare solo chi se lo può permettere. Chi mi accusa è perché ce l'ha con me personalmente. L'intervista di Donata Lenzi e Paola Benedetta Manca è stata effettuata il 7 maggio 2014 ed è tratta dal libro Stamina, una storia italiana, di Donata Lenzi appunto e Paola Benedetta Manca, pubblicato da Editori Riuniti, 17,5 €, 320 pagine, in libreria da domani. Sono due giornaliste dell'Unità che hanno fatto il libro Chiacchierando con Vannoni. Il commento dell'Unità, in forma anonima perché continua la protesta dei giornalisti dell'Unità in vista della riunione con la proprietà il 3 luglio, senza prove, e non dice perché rifiuta la sperimentazione. Nessuno ha dimostrato che le cellule mesenchimali possano curare malattie degenerative, così la medicina diventa una lotteria in cui i malati pagano e non vincono mai. È il commento critico all'intervista che peraltro lancia il libro degli Editori Riuniti su Vannoni, il fondatore di Stamina. E sempre dall'Unità, ultima segnalazione dalle pagine italiane: la guerra della Puglia ai ghetti dei braccianti contro la piaga del lavoro nero a Capitanata di Foggia. Saranno trasferiti 1500 lavoratori migranti in 5 campi attrezzati. Nascerà il bollino etico Equa Puglia, per garantire che lì ci sono persone immigrate che non lavorano sfruttate nei campi. Mentre poi ne parleremo dalla pagina degli esteri, un episodio atroce in Pakistan: si ribellano alle nozze combinate e vengono sgozzati pubblicamente, la ragazza arsa viva. Sgozzati dopo che sono stati falsamente rassicurati, perché per quel fantastico libro che è il Corano, se tu dici una bugia ai fini di far rispettare la legge del sommo Allah, la bugia è giustificabile. Quindi gli hanno garantito che non gli avrebbero fatto nulla, quelli si sono fidati e li hanno sgozzati in pubblico. 3 vittime in un giorno per avere infranto una legge non scritta. Siamo in Pakistan e sono le ultime vittime di una lunga serie. Secondo la legge pakistana, un matrimonio combinato o una promessa di matrimonio non ha valore giuridico, ma secondo la religione islamica, chi ammazza un essere umano è come se uccidesse l'umanità, da una parte. Poi però c'è l'altro comandamento. Dalle parti di Islamabad ci si sposa solo su accordi tra famiglie. L'ultimo caso riguarda una giovane data alle fiamme e morta per ustioni dopo aver rifiutato la proposta di matrimonio del suo assassino, scrive il quotidiano Il Secolo XIX di Genova. Ma il Corriere della Sera dà notizia di questo fatto in maniera più chiara nelle pagine degli esteri. Adesso lo recuperiamo perché il fatto in sé è atroce, al di là adesso di tutti i libri sacri, però bisogna tener conto del fattore, altrimenti vediamo un po' di recuperarlo, se ce la facciamo.
No, non è il Corriere della Sera, poi lo recupereremo. Ad ogni modo, la notizia è questa. Si ribellano alle nozze combinate, sgozzati in pubblico, e la ragazza arsa viva. Sempre dal secolo XIX di Genova, poi, abbiamo a pagina 9 un articolo sulla crescita di aziende italiane che non pagano, cioè sono insolventi, pesano i deboli consumi e la stretta bancaria. È l'analisi di Euler Hermes, la compagnia di assicurazione crediti di Allianz, che ha appena diffuso il suo bollettino con la previsione delle insolvenze aziendali nel mondo tra 2014 e 2015. Sono in crescita le aziende italiane insolventi, cioè che non pagano. Il Foglio del lunedì si occupa, riassumendo ciò che è stato pubblicato sui giornali la scorsa settimana, del suicidio di Rosita a Forlì e delle colpe dei genitori. La sedicenne, prima di togliersi la vita, ha accusato in un video madre e padre, che per ora sono indagati, ma sono già stati in sostanza condannati pubblicamente attraverso i media. Anche Giuliano Ferrara si occupa della vicenda dell'Utri, cioè dell'acquisto della pagina pubblicitaria sul Corriere. Il caso dell'Utri, con un gruppo di giornalisti appartenenti a un comitato di redazione che ha sputtanato tutto ciò in cui un giornalista dignitoso dovrebbe credere, a partire dalla libertà di espressione e dal senso di umanità verso un detenuto che rivendica la sua non colpevolezza, dell'Utri, ed è stato condannato al termine di un processo ventennale ultra indiziario fondato su un capo di reato inafferrabile, il concorso esterno in associazione mafiosa, criticato da menti giuridiche indipendenti in un contesto di rovente e malmostosa lotta politica faziosa contro Berlusconi. Pagina 2 però, il Foglio Repubblica, un'intervista rilasciata a Der Telegraph olandese da Mario Draghi, il quale dice, è una favola che accompagna la costruzione europea quasi fin dall'inizio praticamente, che l'euro ci ha salvati da noi stessi. Ora, magari c'è qualcuno che considera se stesso un pericolo, una roba brutta da cui liberarsi al più presto. C'è qualcun altro che magari invece considera se stesso, vuol dire il proprio paese naturalmente, che considera il proprio paese qualcosa di aggiustabile, migliorabile, riformabile, per carità, però non proprio da buttare nel cestino della spazzatura. Ebbene, con questa frase, l'euro ci ha salvati da noi stessi, se quel noi stessi significa il nostro paese, la nostra comunità, chiamatela come volete, per i più fortunati una nazione, se questo è vero, allora buttare nel cestino la nazione per abbracciare l'euro non è stato un grande affare per chi considerava naturalmente il proprio paese, la propria comunità, una nazione, qualcosa di, non dico buono, però insomma qualcosa a cui ci teneva e che era per carità migliorabile, riformabile eccetera, ma non da buttare via, da cancellare completamente. Per che cosa poi? Per arrivare in queste condizioni qui, con l'euro, l'Europa e tutta la retorica e il danno criminale che è stato fatto, senza la moneta unica staremmo tutti peggio, ha detto Draghi e ha pubblicato Repubblica domenica 22 giugno, senza l'euro staremmo tutti peggio a nord come a sud. Se non riparte l'inflazione i salari dovranno scendere. Attenzione, i salari dovranno scendere, cioè dobbiamo tagliare ancora sul salario, che è la morale della favola di questi anni di euro, perché non c'è niente da fare. Tu puoi abbassare soltanto i salari in un contesto di moneta unica a cambio fisso, e lo spiega benissimo anche il professor Alberto Bagnai nel suo ottimo libro Il tramonto dell'euro. Ma andiamo alla prima pagina anche di Repubblica, Affari e Finanza. Qui a proposito di Europa si fa il confronto fra i sistemi di relazioni sindacali italiani e quelli in particolare tedeschi, a dire il vero. Ducati, Toyota, Philip Morris, a nord sfonda il modello tedesco, il modello renano, è il pezzo di Federico Fubini, a proposito appunto delle relazioni industriali stile Merkel, con l'intervista a Maurizio Landini, irriducibile leader della FIOM CGIL, che dice che i tedeschi sanno trattare e con loro stiamo sperimentando modelli sociali innovativi. Questo è l'argomento d'apertura di Repubblica, Affari e Finanza.
Per quanto concerne invece il Corriere Economia, tradizionale inserto del lunedì, qui ci si occupa di un altro aspetto, la banca pubblica, il credito pubblico. Sembra una bestemmia, ma in realtà la quota di mercato tenuta dalle banche pubbliche in Germania, indovinate qual è? Voi direte il 15, il 20, il 30, no. Il 70% del credito in Germania è in mano pubblica. Hai capito? E si va contro l'opinione standard, quella imposta agli altri deficienti popoli europei, deficienti in senso etimologico, cioè che gli manca qualcosa. In particolar modo gli italiani risultano essere deficienti, perché gli manca parecchia roba, parecchia informazione, parecchia esperienza e parecchia curiosità. In ogni caso, il credito è pubblico, a Londra come a Berlino. Londra-Berlino, cioè Gran Bretagna e Germania, Gran Bretagna anche questa sembra una cosa curiosa e paradossale, eravamo convinti tutti del contrario, no? Invece Gran Bretagna e Germania sono i campioni delle banche pubbliche. La quota di mercato delle banche pubbliche supera il 70% in Germania e anche in Gran Bretagna ci sono Royal Bank of Scotland e Lloyds che pesano moltissimo. Torna di moda lo Stato banchiere, scrive Stefano Righi in primo piano sul Corriere Economia. Italia Oggi si occupa invece della crisi economica che trasforma l'assetto societario delle imprese italiane. Negli ultimi 10 anni le società di capitali sono calate di un terzo in favore di SRL, società a responsabilità limitata, e società semplificate, mentre il numero delle società unipersonali si è quadruplicato, che è un sintomo di crisi da una parte, magari di volontà di sottrarsi a un fisco mostruoso dall'altra, insomma comunque non è un sintomo di sviluppo industriale fantastico. E a proposito di sviluppo, si sviluppano quelle sì le tasse e si sviluppano inarrestabilmente. Su una di esse si sofferma oggi Italia Oggi, la tassa di soggiorno che ha a che fare con la stagione estiva e il turismo. Le finalità della tassa di soggiorno sono ignote, scrive Italia Oggi del lunedì. Amministrazioni comunali ancora poco chiare sulla destinazione dei proventi di questa imposta. Anche il Sole 24 Ore del lunedì si occupa di fisco, in prima pagina, sotto il profilo però dei cosiddetti bonus fiscali, cioè in pratica le detrazioni, le deduzioni, le imposte sostitutive, quelle alle quali il governo dovrebbe mettere mano per tagliare. È sempre corsa ai bonus un nuovo sconto ogni 15 giorni, una nuova agevolazione fiscale tra detrazioni, deduzioni e imposte sostitutive ogni 15 giorni è quel che è accaduto da luglio 2011 a oggi, cioè da quando si decise di sfoltire le allora oltre 700 deduzioni, detrazioni eccetera. In totale si preannuncia un fabbisogno di oltre 16 miliardi per sostenere con la prossima legge di stabilità 72 sconti fiscali, ma con l'impegno allo stesso tempo di ridurre le agevolazioni fiscali nel numero o nell'ammontare per riordinare tutto il sistema. Altro articolo interessante è quello sugli 83 miliardi di tasse in più negli anni della crisi, poco più di 250 miliardi di debito pubblico in più. 83 miliardi aggiuntivi chiesti a imprese e famiglie da Stato, regioni e enti locali. Sono gli effetti di 4 anni di crisi sui conti pubblici. 250 miliardi di debito in più, 83 miliardi di tasse in più. Questi sono gli effetti delle manovre sui conti dello Stato e degli enti territoriali. Ma uno, anche cretino, diciamo, a un certo punto dice: ma in questi anni che ci hanno detto che bisogna fare i sacrifici, tagliare di qui, tagliare di là, il debito pubblico stracresce e le tasse stracrescono. Ma non è che stiamo sbagliando tutto? Adesso io la soluzione, uno dice miracolosa, di volta in volta qualcuno ha l'ardire di proporla, però facciamo un passo indietro, limitiamoci a constatare che probabilmente qua sia veramente sbagliato tutto, perché il debito pubblico continua a crescere, le tasse pure, c'è qualcosa che non va. Non ha senso. La pubblicità invece ha ancora senso, così come le previsioni del tempo. Ci siamo, giusto? Sì. Ci sentiamo tra pochi minuti. Paolo, ho trovato la
Radio Padania Libera. Buongiorno dal centro geofisico prealpino, vi parla Alberto Milani. La perturbazione che ha portato ieri rovesci e temporali si allontana verso i Balcani e correnti di aria più secca da nord-ovest portano oggi un po' di sole. Un vortice depressionario in evoluzione sul nord della Spagna sospingerà domani e mercoledì correnti da sud-ovest verso l'arco alpino, portando ancora nuvole sul nord Italia. Le previsioni per oggi lunedì: cielo sereno o poco nuvoloso e soleggiato, nuvole da nord a ridosso delle Alpi di confine, fresco all'alba. Domani martedì, al mattino in buona parte soleggiato, con solo qualche passaggio nuvoloso. Nuvolosità più estesa dal pomeriggio e in serata sulle prealpi e l'alta pianura, dove potrebbero verificarsi qualche isolato rovescio o temporale. Mercoledì abbastanza soleggiato sulla bassa padana, molte nubi invece lungo Alpi, Prealpi e fascia pedemontana, con ancora qualche possibile rovescio, poi dal pomeriggio ampie schiarite. La tendenza giovedì: cielo sereno o poco nuvoloso, soleggiato e asciutto. Venerdì nuvolosità variabile a tratti estesa, probabilmente asciutto, ma non è escluso qualche rovescio serale sui rilievi. A tutti auguriamo una buona giornata. Sera con l'articolo di fondo di cui dicevamo sugli abusivi della cattedra. Sentenza del TAR del Lazio: annullata la bocciatura di uno studente di liceo classico romano che aveva 3 in matematica, 4 in fisica, 3 in storia dell'arte. Il TAR rimprovera agli insegnanti di non avere adeguatamente valutato la preparazione complessiva dello studente.
all'interno della quale, secondo i giudici amministrativi, un 3 in matematica, un 4 in fisica, e naturalmente non si considera il 3 in storia dell'arte, che al classico, come è noto, non conta un tubo, sarebbero meno gravi perché si tratta appunto di un liceo classico. A lasciare di stucco, commenta sul Corriere della Sera Giovanni Belardelli, è il fatto che in questo modo il TAR sale letteralmente in cattedra. Una sentenza del genere va inserita in quella tendenza generale che vede la magistratura amministrativa e non solo amministrativa intervenire in un numero sempre maggiore di ambiti della vita sociale, dagli scrutini scolastici alle cure mediche. Il politologo Alessandro Pizzorno parla di resa dell'autorità sociale davanti alla legge. Le figure che un tempo fissavano le regole e le facevano rispettare, dall'insegnante al medico, dal capofamiglia al dirigente d'azienda, si rivelano non più in grado di svolgere questa funzione. E chi un tempo accettava le decisioni di un'autorità sociale, oggi, se non è d'accordo, ricorre alla magistratura. È il fenomeno della perdita di autorità e di credito sociale degli insegnanti. Oggi, di fronte alla bocciatura di un figlio, a molti rischia di apparir normale andare dall'avvocato, per non parlare dei casi limite di chi, come la coppia di genitori di Cosenza, ha letteralmente menato, picchiato il vicepreside. La nostra cultura è in preda, conclude Belardelli, a una deriva pseudo-buonista. Dietro ai voti e alle insufficienze non si sa vedere nient'altro che un atto illegittimo. Questo per quanto riguarda la prima pagina del Corriere, l'articolo di fondo. Ma come abbiamo detto, oggi è la giornata delle interviste in tema di saccoccia nostra, perché le interviste vanno tutte a mirare là, a come mettere la mano ancor più pesantemente dentro i nostri risparmi, soldi, quattrini, tasca, saccoccia. Partiamo dal Corriere della Sera appunto con l'intervista di Lorenzo Salvia al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Del Rio. L'Italia torna da Bruxelles con la regola del, aperte virgolette, miglior uso della flessibilità, che era già prevista, dice l'intervistatore malandrino. Non è un po' poco, sottosegretario Del Rio, per parlare di un'Europa che abbandona il rigore e di vittoria del governo Renzi? No, non è poco, risponde Del Rio, perché è proprio del mancato uso della flessibilità già consentita che sono arrivati i nostri problemi più seri. Nel semestre di presidenza dell'Unione, l'Italia non chiederà di alzare il tetto del deficit, il famoso 3% del PIL, prodotto interno lordo? Non credo che sia una legge scolpita per sempre nella pietra, risponde Del Rio, ma non vogliamo essere noi a spostarla sulla sabbia. No, non chiederemo di alzare il 3%, anche per evitare sospetti e risolini in Europa, anche ricordando che ci sono altri paesi che sforano quel limite in modo palese e per un certo periodo l'ha fatto perfino la Germania. Scusi, ma allora questa maggior flessibilità cosa vuol dire? Domanda l'intervistatore. Vuol dire, risponde il sottosegretario Del Rio, che quando si calcola il deficit non viene considerata, o meglio, viene considerata flessibile una parte della spesa. Di fatto si allenta il patto di stabilità, lo 0,1% di cui parlava Tito Boeri su Repubblica, peraltro. Può essere fatto per il cofinanziamento, cioè i soldi che l'Italia è obbligata a spendere per utilizzare i fondi europei. Parliamo di una cifra intorno ai 7 miliardi di euro all'anno, ma c'è anche la clausola degli investimenti, che consentirebbe di lasciar fuori dal calcolo spese ad alto impatto sociale, come la sicurezza delle scuole o del territorio. Parliamo di una somma intorno ai 3 miliardi. In tutto, la flessibilità potrebbe, il condizionale è più che mai d'obbligo, valere 10 miliardi all'anno, anche se non è scontato che queste due voci possano essere sommate. Cioè in pratica ci sta dicendo Del Rio che alla fine non è cambiato nulla, come esattamente si poteva desumere già da prima dell'incontro, perché il testo intanto era già stato scritto un mese prima, quindi il testo dell'accordo non prevedeva alcuna novità rispetto ai trattati, ma come è ovvio del resto, perché quelli sono trattati europei che sono stati già sottoscritti a suo tempo. La Costituzione è stata cambiata in Italia con l'inserimento del principio del fiscal compact, cioè del pareggio di bilancio sostanzialmente, e quindi che vuoi cambiare? A parole? Sì, a parole possiamo dirne tante, infatti ne sono state dette tante, ma la sostanza è quella che è. Quello che però è più interessante sono i programmi futuri di ristrutturazione o di messa in mano del debito pubblico. È lì che
scatta un ulteriore motivo di interesse per il contribuente, ma ci arriviamo. L'anno scorso Bruxelles ha detto che la clausola per gli investimenti non poteva essere usata dall'Italia, dice l'intervistatore. È vero, risponde Del Rio, e naturalmente sarà la Commissione Juncker a definire gli spazi possibili, ma il no dell'anno scorso era motivato con una curva di discesa del debito pubblico ancora troppo lenta. E qui l'intervistatore ha buon gioco nel sottolineare che la discesa del debito pubblico non c'è affatto, perché sta crescendo continuamente. Il nostro debito pubblico, invece di scendere, sta continuando a salire. Siamo al 135% del PIL, dice l'intervistatore. Scenderà, risponde Del Rio, ma bisogna percorrere una strada nuova, che non è improvvisata o avventurosa, se ne parla da tempo, ma finora nessuno ha avuto il coraggio di fare il primo passo. E qui attenzione contribuente all'ascolto, perché si parla di te, della tua saccoccia. Sta pensando alla ristrutturazione del debito pubblico come in Argentina o Grecia? Chiede l'intervistatore. Quelle sono riflessioni che farà il Presidente del Consiglio, ma l'Italia non cerca scorciatoie e salvataggi. Qui se ne viene fuori solo con un orizzonte europeo più ambizioso. Quale sarebbe la proposta? Quella di Romano Prodi e Alberto Quadrio Curzio, gli Euro Union Bond, cioè la mutualizzazione del debito. Si crea un fondo federale europeo al quale ogni Stato conferisce un pezzo del proprio patrimonio immobiliare e non. Attenzione, immobiliare e non. Cioè si crea un fondo europeo al quale ogni Stato, per esempio l'Italia, conferisce, cioè dà, un pezzo del proprio patrimonio, immobiliare e non immobiliare, cioè immobili, terreni, case e non anche le altre forme di ricchezza. È in pratica il concetto più o meno dello European Redemption Fund, ne abbiamo parlato, il fondo europeo di redenzione, che poi è il fondo di dannazione, perché tu ci metti dentro le tue ricchezze lì dentro e le controlli ancora meno, perché sono mutualizzate, come dice Del Rio, cioè governate dall'Europa. Sono garanzie reali che possono essere utilizzate in parte per investimenti strutturali, in parte per alleggerire il debito pubblico. A quel punto non faticheresti più a trovare 3 miliardi di euro all'anno dalle privatizzazioni, ma taglieresti il debito del 25-30%. Quando si parla di tagliare il debito, ridurre il debito, sappiate che si va invariabilmente a finire nella tasca nostra, perché non c'è altra via. E per forza che dopo non faticheresti più a trovare 3 miliardi, perché ti sei tagliato 4 arti e li hai portati in Europa, hai sottratto, hai venduto, hai messo là quelli che sono i tuoi beni, le tue ricchezze o una parte di esse, per forza non fatichi più a trovare 3 miliardi. Sta dicendo, dice l'intervistatore, che le privatizzazioni e le vendite immobiliari, sempre considerate come arma numero 1 per abbattere il debito pubblico, non bastano? Quel percorso va avanti comunque, risponde Del Rio. Uno Stato più leggero resta il nostro obiettivo, ma con un debito pubblico sopra i 2.000 miliardi di euro c'è bisogno di una soluzione radicale, oltre che di un ritorno alla crescita che renderebbe tutto più facile. Quindi io mi indebito ulteriormente, vendo quello che ho di buono, lo metto in possesso, diciamo così, del Fondo Federale Europeo e con ciò dovrei crescere, dovrei stare meglio. È curioso come ragionamento, no? Dopo la ripresina di fine 2013, dice ancora l'intervistatore, nei primi 3 mesi di quest'anno, davanti al PIL, è tornato il segno meno. Confindustria ha appena rivisto al ribasso le stime da qui a fine anno. Il bonus di 80 euro non funziona? Non è vero, risponde Del Rio. Nel mese passato c'è stata un'inversione di tendenza nella fiducia dei consumatori. Sono sicuro che tutte le misure del governo per ridare competitività al paese, non solo il bonus da 80 euro, ma anche la riforma di giustizia e pubblica amministrazione, daranno i loro frutti molto presto. Sulle riforme partiamo da quelle istituzionali, dice l'intervistatore. I senatori chiedono di tagliare anche il numero dei deputati. Una buona idea o un modo per prendere tempo? Non sono innamorato delle dietrologie, risponde il sottosegretario Del Rio, ma non capisco il vantaggio di mettere in campo soluzioni alternative dopo tutto il lavoro fatto.
La proposta mi sembra consolidata, avere una sola Camera elettiva con un'altra basata sulla rappresentanza di regioni ed enti sociali. Detto così, niente di che. Poi uno guarda il provvedimento concreto e lì c'è la differenza. Se non passa la proposta, si va al voto anticipato? Il Paese ha bisogno di governo, non di minacce, risponde Del Rio. Neanche quelle sul voto anticipato. Detto ciò, se rimane un bicameralismo mascherato, ci sarà da ragionare e il Parlamento si dovrebbe assumere le sue responsabilità. Sulla legge elettorale, chiede Lorenzo Salvia, puntate ancora sull'Italicum o si può tornare al Mattarellum? Una legge elettorale che non consente di capire chi ha vinto, risponde Del Rio, non è compatibile col funzionamento moderno della democrazia. Sull'Italicum abbiamo un equilibrio. Se poi arriva un contributo come quello del Movimento 5 Stelle e tutti ci mettiamo d'accordo, evviva! Ma non mi sembra questo il caso, almeno per ora. Preferenze? Si può discutere di tutto, ma non ne sono innamorato. Hanno molte controindicazioni, come il voto di scambio. Berlusconi ha detto che bisogna regolamentare le unioni civili. Bene, dice Del Rio. Un altro segnale che su alcune questioni le riforme si possono fare con largo consenso e anche velocemente, come abbiamo dimostrato in questi primi 100 giorni. Sulla giustizia mica tanto, dice l'intervistatore. Oggi in Consiglio dei Ministri porterete un decreto e nemmeno un disegno di legge, ma solo linee guida. Nessuna frenata, risponde Del Rio. È lo stesso percorso che abbiamo scelto per la riforma della pubblica amministrazione. Prima i principi, poi la consultazione pubblica, solo alla fine i testi veri e propri. Il partito dei magistrati non esiste, dice Del Rio. Esiste una materia che per anni è stata condizionata dalle situazioni giudiziarie di politici di primissimo livello, cioè uno solo, Silvio. Non c'erano le condizioni serene per fare una riforma. Adesso sì. Se il ministro degli esteri Mogherini andrà in Europa ci sarà un rimpasto. Si allargherà la maggioranza? Se Mogherini andrà in Europa si tratterà di sostituire lei, ma nessun rimpasto per carità. Dice Del Rio al Corriere della Sera, mentre scrive una lettera Lorenzo Bini Smaghi, già nel board della Banca Centrale Europea, incarico che ha lasciato dopo la nomina di Draghi a capo della BCE, adesso siede nella banca d'affari Morgan Stanley, e che dice in sostanza Lorenzo Bini Smaghi che se noi abbiamo il ministro degli esteri dell'Europa, Federica Mogherini, abbiamo un ruolo debole. L'alto rappresentante della politica estera europea partecipa raramente alle riunioni settimanali, così il paese che lo nomina rischia di non essere rappresentato su tematiche importanti. Cioè è troppo poco avere il ministro degli esteri dell'Unione Europea. Mentre Renzi prepara il semestre e ha scritto ieri un messaggio sul sito web del semestre di presidenza italiana. Il messaggio è: non provate un brivido pensando di essere chiamati oggi a realizzare quel sogno degli Stati Uniti d'Europa avuto da quella generazione che nelle macerie del dopoguerra iniziò la creazione di un nuovo soggetto? Il tema dell'Europa, ha scritto Renzi, è dire ai nostri figli, noi che siamo la generazione Erasmus, che è possibile che l'Europa oggi sia il luogo in cui è possibile la speranza. Una riguardatina anche alla grammatica, no, visto che bagnare i panni in Arno non farebbe male, tra l'altro, a prescindere dai contenuti. In ogni caso, al posto di Tajani come nuovo commissario europeo, la nuova commissione si insedierà a novembre, c'è da occupare un posto italiano per 4 mesi, Renzi potrebbe scegliere di non far nulla, ipotesi che ha già espresso a Bruxelles, visto che si tratta di un ufficio a tempo e per giunta esiguo, oppure nominare un sostituto di Tajani per 4 mesi. E in questo caso molto probabilmente sarebbe Ferdinando Nelli Feroci, già rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione Europea dal 2008 al 2013, ambasciatore se non vado errato. Mentre sulla questione del POS obbligatorio a protesta dei professionisti si sofferma a pagina 4 il Corriere della Sera. Da oggi per le spese superiori ai 30 euro dovranno accettare il bancomat e domani scatta la mini patrimoniale su conti correnti, azioni e obbligazioni. Le associazioni di categoria stimano un costo annuo per il POS di 1.200-1.700 euro per artigiani, professionisti, piccoli esercenti che dovranno dotarsi di questo POS per consentire ai clienti di pagare con carta di credito o bancomat. Come funziona la tracciabilità? Perché questo è l'obiettivo. Il cliente avrà la facoltà di chiedere di pagare le prestazioni e i servizi sopra i 30 euro con moneta elettronica o tracciabile, oltre che in contanti.
La legge fa riferimento alla tracciabilità ai fini fiscali. Vanno bene dunque gli assegni, il bonifico e il pagamento elettronico tramite terminale POS. Chi decidesse di non dotarsi di terminale POS per il pagamento col bancomat non rischia per ora alcuna sanzione. Oltre i 30 euro, il cliente può pagare alternativamente con assegno, bonifico o bancomat, ma può anche continuare a pagare in contanti fino a 1.000 euro. La norma si applica a professionisti, architetti, ingegneri, medici, avvocati, artigiani e piccoli commercianti, in totale almeno 1,5 milioni di persone. Il timore delle associazioni di categoria è di una spinta del mercato a dotarsi del POS e dei costi conseguenti. Le stime sono di spesa annua fra 1.200 e 1.700 euro. Non poco, peraltro. Quanto invece ai risparmiatori, dal 1 di luglio, da domani, cambia l'aliquota sui redditi da attività finanziarie. Il governo Renzi l'ha innalzata dal 20 al 26% su tutto tranne BOT, BTP, titoli di Stato anche stranieri. La nuova aliquota colpisce anche i conti correnti e i depositi postali e anche i conti di deposito che salgono al 26%. Il rincaro dell'aliquota colpisce anche i dividendi di azioni, le cedole di obbligazioni e le plusvalenze da compravendite di azioni e obbligazioni. Il nuovo regime fiscale non si applica ai profitti, alle plusvalenze e alle cedole maturate sui titoli di Stato, la cui aliquota rimane al 12,5%. Stesso regime di favore dei titoli di Stato per i buoni fruttiferi postali, i cui proventi sono tassati al 12,5%. La misura è stata introdotta dal governo Renzi per contribuire a finanziare il taglio del 10% dell'IRAP. Sale il prelievo dunque sugli interessi, tranne che per i titoli di Stato, ne abbiamo parlato, mentre c'è un articolo ancora sul Corriere della Sera in tema di conti pubblici a firma di Enrico Marro, pagina 5, tagli, privatizzazioni e immobili. Ora il governo deve accelerare, manca 1 miliardo dalla spending review, in ritardo il processo di vendita delle poste italiane. Gli obiettivi sono quelli di racimolare dalla spending review 4 miliardi e mezzo quest'anno, 17 miliardi niente meno nel 2015, 32 miliardi nel 2016. E per quanto riguarda i conti pubblici, dalla vendita delle caserme e degli immobili della difesa sono previsti incassi per 500 soli milioni di euro. Europa o no, flessibilità o no? Su 3 capitoli, scrive Marro, il governo è in ritardo rispetto agli obiettivi: taglio della spesa pubblica, privatizzazioni, vendita di immobili. Il primo capitolo è fondamentale per tenere il deficit sotto il 3% del PIL, specialmente se il prodotto interno lordo crescerà meno del previsto. Il secondo e il terzo obiettivo, cioè privatizzazioni e vendita di immobili, sono importanti per mandare quel segnale atteso dall'Unione Europea sulla capacità dell'Italia di invertire l'andamento del debito pubblico, scrive Marro sul Corriere della Sera. Sempre dal Corriere poi la questione della riforma della giustizia, oggi le linee guida del ministro Orlando, ma si rinviano i testi di riforma, cioè se ne riparlerà. Nel frattempo debutta il processo civile telematico tra ritardi e, tanto per cambiare, aumento dei costi per i cittadini. Molti tribunali e avvocati sono ancora indietro. Sale il contributo chiesto dallo Stato, compreso tra i 43 e i 1.686 euro. Parte dunque nei tribunali la cosiddetta rivoluzione digitale. Da oggi, 30 giugno, gli avvocati dovranno, per legge, consegnare non più in forma cartacea, ma telematicamente, le memorie per i processi civili di nuova iscrizione. Per le cause già iniziate, il deposito telematico è solo facoltativo. All'inizio le novità saranno impercettibili, scrive il Corriere della Sera. A causa della scansione dei termini, per la maggior parte delle cause nuove, civili, il momento del deposito memoria arriverà a metà novembre. Dal 31 dicembre 2014 il deposito telematico delle memorie sarà obbligatorio anche per cause già iniziate. Il decreto legge Renzi aumenta in media del 15% il contributo che bisogna pagare allo Stato per poter avviare una causa civile. Si va dai 43 euro, erano 37 per quelle di minor valore, a 518 invece di 450 per quelle medie, fino a 1.686 euro invece di 1.466 per quelle di maggior valore. È proprio il grattare il fondo del barile, al contrario di quello che viene comunicato
quotidianamente. Mentre sempre dal Corriere della Sera c'è la questione del Senato, Forza Italia frena, il PD non ha fretta di votare la riforma del Senato, in commissione il vaglio al rallentatore degli emendamenti. E Berlusconi in campo per le unioni civili, questo lo abbiamo già detto, quindi andiamo alla pagina degli esteri del Corriere della Sera, dove c'è una questione sottolineata da Giuseppe Guastella dagli Stati Uniti. Nel deserto, per mare e senza genitori, la fuga dei migranti bambini. Al confine col Messico è allarme, la Casa Bianca chiede 2 miliardi per i rimpatri, da Lampedusa al Libano all'Iraq è la nuova emergenza, ma il presidente degli Stati Uniti Obama ha detto, attenzione, non venite più o altrimenti vi rimanderemo tutti indietro. Obama, Nobel per la pace. In Nigeria ancora violenze islamiste, nuove stragi del gruppo islamico Boko Haram, fedeli uccisi nelle chiese, non c'è neanche la conta, qui si va a decine, purtroppo, è terribile, in 4 villaggi vicini a Chibok. Nuove stragi del gruppo islamista di Boko Haram. Sempre dal Corriere poi c'è la pagina dedicata all'ex presidente della Repubblica Federale Tedesca Christian Wulff, 55 anni, il quale è stato alla fine indagato ma poi totalmente prosciolto dalla magistratura. Sono stati esaminati 45 conti bancari, controllate 37 linee telefoniche, perquisite 8 case, l'inchiesta è costata 4 milioni. Alla fine è stato assolto. Si era dimesso per inchieste a suo carico. Il tribunale di Hannover lo ha giudicato per il conto di un albergo pagato da un produttore in cambio di un aiuto. Cadute le altre imputazioni, invece totalmente un prestito e un mutuo ottenuti a condizioni di favore. La moglie lo ha lasciato, lui ha perso la carica, ha scritto un libro intitolato Molto in alto, molto in basso, che è al primo posto nella saggistica, scrive il Corriere della Sera, succo delle sue argomentazioni, mezzi di comunicazione e magistratura, dice l'ex presidente della Repubblica Tedesca, si sono passati a vicenda la palla. Ammetto di avere sbagliato andando in vacanza con un imprenditore e ho fatto anche un errore. La telefonata al direttore della Bild e il messaggio lasciato sulla segreteria telefonica di un giornalista in cui Wulff minacciava una guerra se l'inchiesta sul prestito fosse stata pubblicata. Fu quell'episodio che sollevò le proteste dei media a rappresentare una svolta irreversibile nelle fortune del Presidente della Repubblica Federale Tedesca. Veniamo adesso alla cronaca e sempre dal Corriere della Sera, dopo la pubblicità, vediamo i 2 episodi di cronaca di primo piano, l'omicidio di Yara Gambirasio e l'arresto in isolamento di Massimo Giuseppe Bossetti e la riapertura della vicenda di Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi e l'accusa ad Alberto Stasi, imputato nel secondo processo in Corte d'Appello dopo essere stato assolto in primo e secondo grado e rimandato alla Corte d'Appello dalla Cassazione. Paolo, ho trovato
Allora, torniamo al Corriere della Sera in pagina di cronaca. Intanto con i fatti di Brembate. Spuntano 2 lame sospette dagli attrezzi di Massimo Bossetti sequestrati dal RIS di Parma. 2 coltellini piuttosto corti che potrebbero corrispondere alle dimensioni indicate dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo e messe nere su bianco dal GIP Ezia Macora nell'ordinanza di arresto. Uno spessore minimo di 0,2 mm e una lunghezza di almeno 2 cm. Dettagli rilevati grazie a uno studio approfondito delle ferite sul corpo di Chiara Gambirasio. Il cadavere, era la relazione, presenta almeno 8 lesioni da taglio e una da punta e taglio al collo, polsi, torace, dorso e gamba destra, senza che vi siano presenti lesioni da difesa. Una di quelle 2 lame, trovate forse in una vecchia legnaia sul retro dell'abitazione di Mapello di Bossetti, può essere l'arma utilizzata per seviziare la giovane vittima, scrive il Corriere della Sera. L'assassino non ha semplicemente colpito Chiara con oggetto contundente, ha infierito sul suo corpo, probabilmente quando la ragazzina era già priva di sensi. Quasi una pratica sadica con la punta di un coltellino che non è mai andata troppo a fondo, tanto che la lunghezza delle lesioni rilevate non va oltre i 2 centimetri. Sarà il RIS a dire se sui 2 coltelli sequestrati, in mezzo a tanti altri attrezzi, è possibile trovare tracce biologiche utili per l'inchiesta, anche se il pessimismo è d'obbligo, scrive il Corriere, essendo passati più di 3 anni e 7 mesi dall'omicidio. Il pessimismo è d'obbligo e d'altronde uno che fa una roba del genere poi si porta a casa il coltello e se lo tiene per 4 anni. È logico supporlo, diciamo così. In seconda battuta potrebbe essere l'anatomopatologa a esprimere un parere sulla compatibilità tra le ferite sul corpo di Chiara e le lame ora in possesso degli inquirenti. La compatibilità in astratto potrebbe esserci con milioni di persone e di lame, evidentemente. Le ricerche di nuove prove scientifiche proseguono a ritmo serrato, scrive ancora il Corriere. Domani a Parma, in contraddittorio tra le parti, in presenza del genetista Portera per la famiglia Gambirasio, degli avvocati del presunto assassino, i carabinieri del RIS analizzeranno con ogni tipo di tracciante a disposizione la Volvo grigia familiare e il furgone Iveco di proprietà di Massimo Bossetti. Ma l'attenzione è anche concentrata su un cantiere che potrebbe offrire un'ulteriore svolta all'inchiesta, quello di Palazzago, 7 km da Brembate, dove Bossetti aveva lavorato da fine estate 2009 ad agosto 2011 per la costruzione di 3 villette. Gli inquirenti non chiedono ai titolari del cantiere di ricordare solo gli atteggiamenti di Bossetti. Il tentativo di polizia e carabinieri che lavorano a squadre miste sul territorio è ricostruire un elenco dei materiali utilizzati per le abitazioni a Palazzago. Sul corpo, sui vestiti e nell'albero bronchiale di Chiara erano state rilevate polveri riconducibili a calce, tracce rimaste sulla vittima a causa della pressione esercitata dall'assassino, ma non sufficienti a svelare le impronte digitali. L'obiettivo è scovare in quale cantiere quella particolare calce sia stata utilizzata. Lavoro non facile, nel caso di Palazzago le villette furono consegnate 3 anni fa. Si cercano le fatture d'acquisto dei materiali che potrebbero regalare nuovi riscontri, così scrive il Corriere della Sera, che poi con Giusy Fasano si occupa anche del processo ad Alberto Stasi, dopo 2 assoluzioni di nuovo in Corte d'Appello su ordine della Cassazione. C'è una bicicletta nera da donna che una testimone vede davanti alla villetta di un delitto. Ce n'è un'altra Bordeaux che su un pedale ha le tracce biologiche della vittima e dopo 7 anni, dopo l'omicidio, c'è un colpo di scena. Le 2 biciclette sono anche riassunte in una tabella, in una grafica. Sono le 2 biciclette sequestrate ad Alberto Stasi. Una nera da donna, che una vicina ha detto di aver visto davanti alla casa di Chiara Poggi il giorno dell'omicidio, e una Bordeaux da uomo. La Bordeaux è la Umberto Dei Giubileo, bicicletta Bordeaux da uomo, sequestrata 7 giorni dopo la morte di Chiara. Sui pedali tracce biologiche della vittima. Poi c'è la Luxury nera da donna, requisita 1 mese e mezzo fa, 7 anni dopo il delitto. Montava i pedali che erano usati su quell'altra bicicletta. I pedali Welgo con il DNA di Chiara Poggi erano sulla bici Bordeaux da uomo, sequestrata 7 giorni dopo la morte di Chiara. Sui pedali c'erano le tracce biologiche della vittima. Quanto alla bicicletta nera, appunto, è stata requisita 1 mese e mezzo fa, montava i pedali di quell'altra. In poche parole, hanno invertito i pedali.
Questa storia comincia, scrive il Corriere, nella sede di una storica azienda di Monza che costruisce biciclette, la Umberto Dei. L'amministratore delegato della società ha davanti l'avvocato Tizzoni ed è al telefono con un tecnico del magazzino. La voce che arriva dall'altro capo del filo gli sta dicendo che tutto coincide. I pedali di cui parla l'avvocato della famiglia Poggi sono proprio quelli che da sempre loro montano sul modello Giubileo della loro bicicletta. Modello da uomo, si chiamano Union, non c'è margine di dubbio. Sigle, gomme, catali frangenti, scritte, forma, misure, torna proprio tutto, tranne un dettaglio, e cioè il fatto che quei pedali non sono stati trovati sulla Umberto Dei da uomo Bordeaux, dove aveva senso che fossero, ma sulla più modesta Luxury nera da donna, che di suo dovrebbe avere pedali di una linea più sportiva. Stiamo parlando dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco e delle 2 biciclette di Alberto Stasi, suo fidanzato, da sempre unico sotto accusa per il delitto. La domanda è: perché mai i pedali Union di quella più preziosa sono stati montati sull'altra? Dettaglio non di poco conto, davanti al quale si potrebbe ipotizzare che qualcuno li abbia scambiati. Per quale motivo? In una memoria che l'avvocato della famiglia Poggi, Tizzoni, ha appena depositato alla Corte d'Appello, tutta questa vicenda viene riassunta con una sola spiegazione. Sono stati invertiti, o quantomeno quelli montati sulla bicicletta Bordeaux, che si chiamano Welgo e sui quali c'erano tracce del DNA di Chiara, non erano gli originali, trovati invece sulla Luxury nera. Quindi la nuova ricostruzione che la parte civile ha messo a punto è la seguente. Quella mattina Alberto ha usato la bici nera per andare da Chiara. Tornando a casa dopo averla uccisa, ha lasciato tracce sul pedale del sangue di lei. I consulenti di Alberto negano che sia sangue. Dopodiché, sapendo di una testimone che raccontava della bicicletta nera, ha scambiato i pedali, convinto che gli inquirenti avrebbero sequestrato proprio quella nera da donna, visto che la testimone ne parlava, e non quella Bordeaux che nessuno aveva collocato sulla scena del delitto. E invece no, per una serie incredibile di passaggi decisi da chi ha indagato e che visti oggi sembrano uno più illogico dell'altro, 7 giorni dopo l'omicidio viene requisita proprio la Umberto Dei Bordeaux e non quella nera, che soltanto dopo 7 anni, 1 mese e mezzo fa, i giudici fanno sequestrare e portare in aula. Perché solo adesso è stato possibile osservarla da vicino e scoprire che aveva addosso, diciamo così, i preziosi pedali Union dell'altra, dettaglio certificato da documenti dell'azienda produttrice. Il pasticcio di questa bicicletta è nato lo stesso giorno dell'omicidio, 13 agosto 2007. Chiara, 26 anni, trovata morta, testa sfondata in fondo alle scale che portano in cantina Villetta di Garlasco. La trova Alberto. Nel pomeriggio dello stesso giorno, Franca Bermani, madre di una vicina, racconta ai carabinieri di aver visto davanti alla casa del delitto una bici nera da donna con portapacchi posteriore, in una fascia oraria compatibile con quella dell'omicidio. In caserma i genitori del ragazzo spiegano di avere 3 biciclette, una Umberto Dei Bordeaux, una grigia, una nera da donna, mentre Alberto alla stessa domanda dice abbiamo 3 bici, una Umberto Dei Bordeaux e altre 2, una grigia e una rossa in soffitta, la nera non la cita. La Cassazione dirà poi che questa omissione era un potenziale indizio contro di lui. Il giorno dopo, mentre giornali e TV parlano della testimone e della bici nera, il maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto scrive un'annotazione di servizio nella quale racconta: assieme al padre di Alberto, Nicola, morto a fine 2013, sono andato nella sua officina, a controllare la bici nera da donna della famiglia Stasi e ho deciso di non sequestrarla perché non corrispondeva alla descrizione della testimone. Però il maresciallo Marchetto non era presente durante la deposizione della teste, anche se poi durante il processo di primo grado ha giurato il contrario davanti al giudice. Può darsi che avesse letto il verbale. La cosa certa è che un reperto potenzialmente così importante è stato lasciato fuori dall'indagine per presunte discrepanze su dettagli come le molle sotto la sella e il cestino. E ancora il sottufficiale ha giurato per 4 volte in aula che la bici vista da lui non aveva portapacchi. Invece si scopre adesso che è stata portata davanti ai giudici che il portapacchi c'era e aveva anche il mollettone descritto dalla testimone per tener fermi i giornali. Giuseppe e Rita Poggi hanno denunciato il maresciallo per falsa testimonianza. Il processo è aperto, convinti che, dopo la deposizione della signora Bermani, davanti a una bicicletta nera da donna il sequestro fosse praticamente obbligato. Può anche darsi che alla fine di tutto il percorso giudiziario
biciclette e pedali si rivelino ininfluenti, o che Alberto Stasi possa chiarire come, quando e perché i pedali della Umberto Dei sono finiti sulla bici nera. Comunque vada a finire, il caso Garlasco oggi ha una certezza: la bicicletta nera da donna doveva entrare nelle indagini nell'agosto 2007. Però se hanno scambiato i pedali, ma per una serie incredibile di passaggi viene requisita proprio la bicicletta Bordeaux e non quella nera, allora a quel punto, a parte che Stasi, se voleva tirare via i pedali, poteva cambiare completamente, non invertirli, no? Perché uno deve essere un po' un somaro, diciamo, a fare un'operazione del genere. Se voglio far sparire qualcosa di potenzialmente esiziale, mortale, rischiosissimo per me, non è che mi limito a scambiarli, li faccio scomparire, ne compro di nuovi, ma cioè, non capisco io come si fa a ipotizzare una roba del genere. Dopodiché, siccome hanno sbagliato, hanno esaminato la bicicletta sbagliata, hanno esaminato i pedali giusti. Quindi dove sta? Io non capisco dove sta il problema qua, dove sta la riapertura di... E infatti l'articolo del Corriere si conclude così: ora può anche darsi che alla fine di tutto il percorso giudiziario biciclette e pedali si rivelino ininfluenti. Che non è male come conclusione, no? Dopo averci fatto un articolo di 18 colonne. Comunque, sempre dal Corriere della Sera, chiudiamo con una recensione, quella del libro di Paolo Bracalini, La Repubblica dei Mandarini, edito da Marsiglio, la recensione di Pierluigi Battista. Tutti i numeri dello Stato famelico. Paolo Bracalini racconta in un libro le anomalie dell'Italia illiberale. Per aprire un negozio 118 procedure, 84 obblighi di legge da rispettare, la giustizia civile che ha tempi lunghissimi per recuperare il credito, le imprese che devono fare 15 pagamenti all'anno di tasse con 269 ore impiegate, per inghiottire poi il 65% dei profitti, lo Stato italiano. Dal 2008 al 2013 approvate 491 norme fiscali, di cui 288 con impatto burocratico sulle imprese. Per adempimenti tributari se ne vanno 36 giorni lavorativi in media ogni anno. A Firenze un mercato dell'Esselunga ci ha messo 44 anni per aprire, e con le tasse occulte la pressione fiscale raggiunge l'80%. Leggete bene le bollette e ve ne accorgerete. Ma non siete felici di vivere in un paese così? Beh, allora non siete masochisti, e se non siete masochisti non siete degni di stare al mondo. Cercatevi un paese infame dove si vive bene, si pagano poche tasse e nessuno ti rompe le scatole più di tanto. Fa per voi quel paese lì. Dal Corriere della Sera, una curiosità nelle pagine di cronaca milanese e lombarda, il colloquio con il signor Quintino Ralli, 94 anni compiuti. Con questa radio rivelai la resa nazista nel 1945. Ce l'ha in mano la radio nella fotografia del Corriere, anzi la cuffia, la radio e le cuffie, con cui il 7 maggio del 1945 l'oggi 94enne signor Quintino Ralli intercettò su Radio Algeri la notizia della resa della Germania nazista e la rilanciò in anteprima. Lo scoop fu fatto dal signor Ralli 20 minuti prima dell'annuncio della BBC, su una radio appunto creata dopo l'8 settembre del 1943 dai militari del centro trasmissioni di Bortigali in Sardegna. Con il signor Ralli c'erano anche Fred Buscaglione e Jader Jacobelli. Mentre sempre dal primo piano della cronaca lombarda del Corriere, Achille Colombo Clerici, presidente della sezione milanese di Asso Edilizia, ci ricorda che abbiamo troppe tasse sulle case, e lo sappiamo un po' tutti, diciamo così. Così si schiacciano i piccoli proprietari. Comunque il dato clamoroso è che il riformatore Renzi alla fin fine ci farà pagare 7 miliardi in più del salvatore della patria Mario Monti sulla casa, solo di imposizione immobiliare. I conti li ha fatti il 24 ore. Da 23,6 miliardi, totale pagato con Mario Monti, andiamo a 30,6 miliardi con Renzi. Abbiamo il bonus fiscale lì dentro, quello da 80 euro. Gli 80 euro quanto valgono? Più o meno quella cifra lì, senza parlare del resto naturalmente. Sempre poi dal Corriere della Sera, rapisce le figlie, condannato il comune di Milano, il sequestro dopo il divorzio dei genitori, la giunta dovrà pagare 80.000 euro. La madre ha prelevato 2 sorelline, le figlie, da una casa famiglia protetta, fuggendo in Romania. Per omesso controllo pagherà il comune, perché ha sbagliato la scelta della comunità. E invece in tema di multiculturalismo, cronaca minore naturalmente, al mercato di Viale Papignano a Milano,
Cos'è successo? Che un tizio ha fatto pesanti apprezzamenti in arabo a una ragazza che era insieme al fidanzato, pensando, visti i tratti somatici dei due, che fossero italiani. E invece ha scoperto dalla veemente reazione dei due giovani che si trattava di egiziani come lui. Inevitabile la rissa tra insulti e schiaffoni, con un'anziana donna danno collaterale, finita a terra e poi all'ospedale. L'aspro confronto l'altro giorno, poco dopo le 13, al mercato di Via Papignano, dove si stavano aggirando due pallidi ragazzi, 31 anni lui, 30 lei. Passa un coetaneo che non sa resistere alla tentazione di esprimere ad alta voce tutta la sua, diciamo così, ammirazione per l'avvenenza della giovane, in termini facilmente immaginabili e non propriamente graditi a Monsignor della Casa, scrive il giornale, e neppure alla ragazza che si lamenta col fidanzato. La discussione si fa accesa, dalle parole si passa ai fatti, nella rissa rimane coinvolta una signora di 75 anni, rotolata a terra e poi finita in codice verde all'ospedale Pini. Questo sul giornale. Per quanto concerne ancora invece il primo piano del quotidiano nazionale, Il Giorno, Nazione, Resto del Carlino, oltre alla questione del POS e del bancomat, c'è anche un'altra inchiesta firmata da Rosalba Carbutti sul piano per i giovani che non decolla. Solo 3 su 100 avranno un posto tramite il programma Garanzia Giovani. Il programma è in stallo tra ritardi delle regioni e burocrazia. È un progetto con troppi punti deboli, dice perfino Paolo Reboani, presidente e amministratore delegato di Italia Lavoro, struttura del Ministero del Welfare che è in prima linea per garantire assistenza alle regioni, centri di impiego, eccetera. La Garanzia Giovani, si chiama così il progetto, a dispetto del nome di garanzie non ne dà, scrive il Quotidiano Nazionale. Il piano europeo, che dovrebbe permettere a ragazzi che non hanno occupazione e non studiano, tra i 15 e i 29 anni, non studiano, non lavorano e non sono impegnati in attività di formazione, il piano dovrebbe permettere appunto a tutti costoro, tramite tirocini, apprendistati, stage e corsi, di cercare di entrare nel mondo del lavoro. Ma si rischia il flop. La partenza del 1° maggio sembrava promettere bene, il ministro del lavoro Poletti parlava di 98.000 iscritti al portale nazionale Garanzia Giovani e a quelli regionali. A fronte di tante adesioni, la macchina organizzativa lavora con molta lentezza, in alcuni casi anche per i ritardi delle regioni. Insomma, il piano è una specie di flop, scrive il Quotidiano Nazionale. Sempre dal Quotidiano Nazionale, il nome di Iara nei computer di Bossetti. L'uomo accusato del delitto consultava i siti per informarsi sulle indagini. La cronaca nera mi appassiona, sarebbe la giustificazione di Bossetti. Quanti milioni di persone, e per rimanere nella zona, quante migliaia di persone avranno consultato, se hanno un computer, le notizie? Iara Gambirasio. Il suo nome torna nei siti internet più consultati da Massimo Giuseppe Bossetti, il muratore di Mappello, in carcere con l'accusa di aver ucciso la 13enne di Brembate Sopra. Era un omicidio avvenuto a pochi chilometri da casa sua, peraltro. Lo dicono i 2 computer nelle mani della procura di Bergamo, sequestrati come i telefonini cellulari. Gli inquirenti cercano elementi a sostegno della prova regina, il DNA, ricostruito nei laboratori a partire dalla traccia ematica presente su slip e leggings della ragazzina. Ma non basta, si cerca nei personal computer, negli hard disk e nelle cronologie delle pagine internet. Bossetti si informava sullo stato delle indagini dopo la scomparsa di Iara, navigava tra i siti dei quotidiani per rimanere aggiornato. Una conferma di quanto Bossetti aveva detto al giudice per le indagini preliminari. Sono appassionato di cronaca nera. Gli inquirenti non si sbilanciano e lavorano senza sosta, scrive il Corriere. In questo caso non il Corriere, ma il Quotidiano Nazionale, Il Giorno. E anche su questo bisognerebbe dire tante cose, a dire il vero, sulla questione degli esami sui computer. In ogni caso, ieri, vigilia della scadenza dei termini per la presentazione della richiesta di scarcerazione al Tribunale del riesame da parte dei difensori, è stato un giorno di super lavoro anche per gli avvocati della difesa di Bossetti. Domani mattina, cioè oggi, saremo in tribunale a Bergamo, valuteremo all'ultimo minuto se depositare un'istanza di scarcerazione, ha detto l'avvocato Salvagni, che da una settimana affianca l'avvocata Gazzetti nella difesa dell'uomo arrestato. Una frenata rispetto a sabato,
quando il ricorso era dato per certo. Abbiamo discreti argomenti per chiedere la scarcerazione, precisa l'avvocato Salvagni, ma solo le ultime ore saranno decisive. Ci stiamo lavorando all'istanza di scarcerazione, ma dovremo valutare anche consultando il lavoro dei nostri periti che per forza di cose è stato fatto velocemente. La difesa non ha escluso la richiesta di nuovi accertamenti sulle tracce trovate sugli indumenti di Chiara, la prova regina con la formula dell'incidente probatorio. Determinanti saranno le relazioni dei consulenti scelti dalla difesa. Non siamo esperti di celle telefoniche, né criminologi, né genetisti, dice l'avvocato. Ci siamo dovuti affidare a professionisti che in tempi rapidi hanno dovuto svolgere il loro lavoro. Di fronte a consulenze così complesse, con una scelta affrettata, potremmo rischiare di compromettere la strategia difensiva. Non presenteremo un riesame tanto per farlo e per avere accesso agli atti, anche perché i PM molto correttamente ce li hanno messi a disposizione, ma se lo faremo lo depositeremo con contenuti esaustivi. Voglio rivedere i miei figli. Il muratore urla la sua innocenza, incontro in carcere, dimagrito e provato, ma combattivo, scrive ancora Il Giorno. Un rosario al collo, leggo tutto il giorno, mi sento depresso e giù di morale per quel che mi è successo. Questa è la voce dal carcere di Bossetti riportata da Gabriele Moroni. Sul Quotidiano Nazionale, e sempre dal Quotidiano Nazionale ma in cronaca milanese, Ramadan a Cinisello Balsamo, 2 centri, 0 permessi, raddoppiati i luoghi di preghiera della comunità islamica, è polemica. I rapporti con l'amministrazione guidata dall'ex Sinistra Ecologia e Libertà Siria Trezzi rischiano di complicarsi. Torniamo però a questo punto, anche se il tempo è pochissimo, all'intervista in primo piano su Repubblica al ministro del lavoro Poletti. Allarme cassa integrazione, quella che lancia il numero 1 delle cooperative rosse e ministro del lavoro. Per quella in deroga manca ancora 1 miliardo per la cassa integrazione in deroga. Ora rischiano in 50.000. Il Jobs Act non toccherà l'articolo 18, dice il ministro Poletti, che lancia anche un prestito previdenziale agli esodati. Vediamo poi cosa significa in dettaglio. L'età pensionabile non cambia. È già stata la riforma Fornero. Il governo non sta preparando alcun intervento di correzione sui conti pubblici, cioè una manovra correttiva come si dice, anche se il viceministro dell'economia, che è più titolato di Poletti a parlarne, dice vedremo, viceministro Morando sulla Stampa di Torino. Ma entro quest'anno il governo dovrà, tra l'altro, è il tra l'altro che preoccupa, reperire 1 miliardo di euro per fronteggiare l'emergenza dei lavoratori in cassa integrazione e in mobilità in deroga. Il ministro del lavoro Giuliano Poletti spiega che ancora non è stata presa una decisione su come attuare quella parte della riforma Fornero sul mercato del lavoro che fissa criteri più rigidi per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, quelli pagati dalla fiscalità generale e non dai versamenti delle imprese, e ne limita la durata anche con l'obiettivo di ridurne gli abusi. La CGIL stima che da qui a fine anno c'è il rischio che perdano il sostegno al reddito circa 50.000 persone. Si aggraverebbe ulteriormente la situazione occupazionale. Fronte delicatissimo anche sul piano politico. Poletti ribadisce che il Jobs Act non prevede alcun intervento diretto sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come invece propongono alcuni settori della maggioranza, e alle affermazioni del ministro dello sviluppo Guidi, secondo cui la legge del 1970, lo Statuto, sarebbe datato. Poletti replica: lo Statuto continua ad avere il suo valore per la tutela dei diritti dei lavoratori. Per i giovani bisogna insistere sul piano Garanzia Giovani, quello di cui abbiamo detto prima. Il Quotidiano Nazionale dice che è un flop. 100.000 sono state le registrazioni in questo primo mese, dalle imprese sono arrivate 3.500 offerte di impiego, che non è detto che diventino 3.500 posti di lavoro, quindi siamo a meno allora il 3% circa, il 3,5% di offerte potenziali di lavoro da parte delle imprese. Su 100.000 è il 3,5%. Di queste non si sa quante andranno in porto, ergo il bilancio non è proprio fantastico, a occhio e croce, però costa, perché il piano Garanzia Giovani costa con i fondi europei. I fondi europei sono i soldi nostri, perché non è che arriva la manna dall'Europa, quindi bisogna valutare se la spesa vale l'impresa. Ad ogni modo siamo alle 9.30, buona mattina a tutti da Giulio Cainarca.
Nord Elettrica di Base Riccardo, azienda leader nella sicurezza